Buon pomeriggio amici tifosi del Napoli, ben ritrovati al consueto appuntamento con il filo diretto targato Calcio Napoli 24 TV. Un buon pomeriggio da Ciro Novellino, un saluto e un ringraziamento sempre ad Emanuele Bernardo in cabina di regia. Oggi domanda semplice semplice. Rangers Napoli con Raspadori o Simeone? Chiamateci allo 081 353 4588 per poter appunto interagire in diretta con me, oppure scrivete come sempre i vostri messaggi sul nostro canale YouTube. Oggi non è giorno di pre-gara perché la gara appunto è stata posticipata a mercoledì, quindi domani ci sarà appunto il pre-gara con i nostri inviati che già sono all'opera, Claudio Russo e Manuel Guardasole. In quel di Glasgow vi abbiamo mostrato anche le immagini dello store proprio da pochi minuti. A proposito della gara con Rangers, c'è anche il nuovo comunicato del Napoli per il rimborso dei biglietti che andremo a leggere da qui a breve, però io corro subito al telefono perché se non vado errato c'è Edoardo da Melito. Pronto? Ciao Ciro, buon pomeriggio. Come va? Ciao, Come va? ciao Da Edo, tempo che non ciao, ci tutto sentiamo. bene, tutto bene. Tutto a Tantissimo. posto. L'ultima volta andate da Babino, a proposito, mi ha detto che un taglio come te è difficile farlo, questo è proprio scemo. Comunque, l'ho dato Vedi, a eppure è semplicissimo, basta una macchinetta. Dagli straccia, l'ho cacciato, quindi di Babino. Comunque io devo dire, riguardando la formazione io penso che gioca Simeone perché la Spadoni lo considera contro il Milan. Poi ci sono state le polemiche per quanto riguarda lo spostamento della gara di mercoledì. Purtroppo è successo alla regina Elisabetta, povera lei, è morta, povera lei, 96 anni. Cioè, Ma io questo lutto lo volevo vedere a Napoli quando è morto Maradona. Se c'era tutto questo lutto, lo dovevamo fare anche noi a Napoli, perché lei è morta una regina, a Napoli è morto un re, ricordatelo Giro. Poi sulle polemiche voglio arrivare sono due cose diverse però. No, sono cose diverse, per noi napoletani è la stessa cosa, perché noi amiamo Maradona. Ho capito che là c'è tutto il Regno Unito, però qua abbiamo una Napoli unita, con Maradona siamo tutti d'accordo, guarda, il Napoli nessuno va d'accordo, quando si parla di Maradona andiamo tutti d'accordo, quindi il lutto io lo Certo, considero certo. nel cuore per Diego. Poi vorrei arrivare a un caso, Ciro, la partita, tu dici una cosa, ma un'altra, però della partita della Juventus ieri, gol annullato a Milik, il gol, Sì, devo ammetterlo anche se non vorrei, è regolarissimo. Io lo ammetto da napoletano. c'è Candreva Però, in basso a sinistra. non ho capito, scusami. C'è Candreva che tiene in gioco Milik, anzi No, Bonucci, non quindi penso il perché gol è regolare. poi c'è tutto da vedere lì. Però guarda, io sono contro la Juventus, per ammettere una cosa di questo, guarda, l'ho rivisto. Comunque lasciamo stare. Però questo campionato, questa Juventus è tutta una farsa. Ora ti spiego perché. Perché la Juventus in quest'anni l'hanno favorito per 15-20 anni. Ma vogliono far crederci a noi napoletani, ai altri tifosi di altre società che ora non favoriscono la Juventus, gli abiti vanno contro la Juventus, ma chi l'ha data a bere? Lo No, sai perché hanno fatto questo? Perché secondo non me, vogliono arrivare da nessuna Edoardo, parte. No, poi devo ti essere spiego solo sincero, questo, secondo me... Sì, dimmi, dimmi. solo questo e poi mi rispondi. Ti dico una cosa, se la Juventus stava in corsa scudetto, attenzione, non con questa squadra, quel gol non andava mai annullato, lo dico sì, no. Non l'annullava nemmeno se vedeva il padre eterno, perché la Juventus è sempre stata favorita e annullati quel gol non l'avrebbero mai fatto, altrimenti non arbitravano gli arbitri, lo dico pure. Quindi è tutta una farsa per me. Tu cosa stavi dicendo, scusami adesso? Sì, Stavo mi senti? dicendo semplicemente che, sì, sì, ti sento, stavo dicendo semplicemente che per me non c'entra niente il fatto della Juventus in corso, no, favorire o non favorire, semplicemente in questo caso c'è stato un errore incredibile, perché le immagini del VAR non hanno, poiché tagliate verso la porta, quindi la bandierina non era ripresa, non hanno visto che c'era Candreva posizionato in basso e teneva in gioco Bonucci, quindi per me è un errore arbitrale e basta, non c'entra niente il fatto Ma di quello che voglio volere o dirti non volere. io ritorno sulla mia, su Sì, questo errore abitato, la Juve stava lottando a scudetto, lo guardavano 120 volte questo episodio, lo dico io, non accadeva, perché noi siamo stati, ti ricordi Pechino, ti ricordi le partite della Juventus, ma si lamentano del gol annullato a Milik, ma che stiamo scherzando? Il gol lo ammetto, è regolarissimo, io sono convinto che è regolarissimo, però non ammetto delle critiche
da certi personaggi che hanno fatto il male del calcio. Cioè Allegri ieri che esce fuori da mamma mia che vergogna. Comunque devono tacere, è meglio per loro, devono tacere perché sono sempre stati aiutati questi qua. Ma che stiamo scherzando? Ma vede il tifoso è stesso qua. Noi cambiamo di sport, noi viviamo di sport, seguiamo passo dopo passo, non è che c'è lo zio per indovinare. La Juve, che vogliono far capire che non è fuori da quest'anno, perché la Juve non ha la forza di vincere lo scudetto, ma se la Juve aveva la forza di vincere lo scudetto, il discorso era diverso, Scarocino, io te lo sai che io ti stimo, ma il discorso era diverso, Sì. sono convinto proprio al 100%. Poi parliamo di casa nostra, il Napoli deve giocare con il Rangers, una partita non facile, perché queste squadre qui, guarda, come ti ho detto altre volte, il Lecce, la Spalla, il Rangers non è a livello loro, è più forte, però sono squadre più chiuse, anche se il Rangers in casa è un po' più forte, gioca, vabbè, quelle due squadre giocano il campionato scorso, lo sai bene, e quindi va bene, con tutto ciò io mi auguro che il Napoli faccia la sua, sul convinto che gioca Simeone non Raspadori, ci sarà una staffetta al limite, e dobbiamo giocare senza paura, non convinti dei risultati del Liverpool, non dobbiamo farci questi calcoli qua e vincere la partita. Ok Ciro, ti saluto da spazio agli altri Grazie. e Ciro, mi senti? Ciro, Sì, comunque sì, il ti Barcellona sento, non è grazie andato Edo. via, non è cosa. Uno che non sa quando dagli Va ha visto bene, quando ok. ciao, ciao. Ti Va voglio bene, lo bene, sai, ciao, Ciro, ciao Edo. ciao. Ciao, grazie, grazie. Io voglio rispondere a Justifiable da, come si chiama questo nome improponibile che non riesco a leggere, tra l'altro da lontano, che prima diceva vi siete addirittura inventati l'intervista di Kvaratskhelia e di Juan Jesus, poi ha scritto qualcosa sugli scozzesi. No, vi voglio spiegare, questa cosa non l'abbiamo inventata noi, nel senso è stato un quotidiano scozzese che si chiama Daily Record, che in pratica di sana pianta ha inventato delle dichiarazioni di Kvicha Kvaratskhelia che non ci sono mai state. Noi in contatto con la SSC Napoli abbiamo avuto appunto la smentita ufficiale, così come anche le dichiarazioni riportate di Juan Jesus non sono altro che quelle della mixed zone contro la Spezia che vi abbiamo appunto proposto anche su Calcio Napoli 24 nel corso della serata. Quindi ci tenevo a fare questa piccola premessa. Saluto ovviamente Marek Kamsik, Francesco. Credo che a questa volta non ci siano dubbi sulla presenza di Simeone dal primo minuto e se lo meriterebbe anche. Io aggiungo, secondo me, Raspadori giocherà con il Milan, perché è un modo di giocare quello di Raspadori più piccolino. Secondo me c'è bisogno un po' più di fisicità contro il Glasgow e meno appunto fisicità e più magari scaltrezza, velocità contro il Milan. Quindi credo che possa essere questo il giochetto che verrà fatto per le prossime due gare. Poi Paolo Capasso dice, anche perché non può giocare sempre per pochi minuti, io farei giocare, dice Simeone, dal primo minuto, anche perché non può giocare sempre per pochi minuti, ha bisogno di mostrare le sue qualità. E sì, sono d'accordo con Paolo Capasso. Rangers Napoli con Raspadori Simeone, questa è la domanda che vi proponiamo oggi, numero di telefono 081 353 4588 per poter chiamare in diretta, per i vostri messaggi sempre sul canale YouTube come sempre appunto vi abbiamo detto. Nel frattempo vado su calcionapoli24.it perché come vi dicevo in precedenza la gara è stata spostata, che inizialmente appunto si sarebbe dovuta giocare domani alle ore 21, è stata spostata a mercoledì alle ore 21. Lo slittamento dell'incontro, riporta la SSC Napoli, è dovuto alle limitazioni del Dipartimento di Polizia inglese e all'organizzazione degli eventi in corso per il lutto nazionale in seguito alla morte di Sua Maestà la Regina Elisabetta II. Si informa che anche il match di Youth League è stato spostato a mercoledì alle ore 15. La UEFA comunica inoltre che la trasferta è vietata dal governo inglese ai tifosi ospiti e che pertanto la SSC Napoli provvederà al rimborso dei biglietti acquistati. Gli annulli e gli storni dei tagliandi verranno effettuati entro mercoledì 14 settembre. Il rimborso al netto delle commissioni di servizio verrà effettuato mediante riaccredito sulla carta di credito utilizzata e tale operazione sarà visibile indicativamente a partire dal mese successivo al compimento dell'operazione di rimborso. Quindi sostanzialmente ci vuole un mese, a quanto si apprende. La UEFA e il club invitano i sostenitori del Napoli a non recarsi al match in programma con o senza titolo di accesso e fa sapere che il settore ospiti sarà comunque chiuso ai sostenitori scozzesi nella partita di ritorno prevista a Napoli il 26 di ottobre. Quindi anche la gara di ritorno non vedrà
i tifosi scozzesi al seguito. Io vado al telefono, c'è Peppe, pronto? Ciao Ciro, Ciao, ciao Peppe. sono allegriano, Ciro, hai visto? Lo dicevo io, Sti questa tifosi che questa non, giornata, non sti dobbiamo tifosi che non perdere, come ti vanno. dicevo io, calma, siamo calmi, molto calmi. L'abbiamo strapazzato a È quelli vero. là, Ciro, mamma. Capito? Tu fai riferimento allo Spezia. A parte lo Spezia, no, poi a Liverpool ne abbiamo strapazzati, capito? Ah, il Liverpool, ok. Sì, è vero, li Pure lo abbiamo Spezia, guarda, tu strapazzati e quando si come? sta partito, ma io vedo un'altra partita in televisione, secondo me, no? Ma il Soccerti che ha fatto di sofferenza, ma tu dove l'ha vista questa sofferenza del Napoli? Ti faccio una domanda a te, Ciro, l'hai vista la Però sofferenza del Napoli? la, so- Io no, la sofferenza del Napoli l'abbiamo vista nel fatto che non riusciva a trovare gol. bravo, quello è. Ma lo so, adesso che uno dice sofferto quando quello fanno 7-8 azioni da gol, come il Torino, sì, il Torino doveva vincere, quello ha vinto così, l'Inter ha vinto per fortuna, loro hanno vinto. Il Torino ha dominato, cioè la sofferenza dove la vedono questi? Io vedo un'altra partita in televisione, Ciro, non lo so, no. Io Vediamo ho un'altra visto un partita. Napoli che ha cercato il gol ma non l'ha trovato. Ho visto un Napoli che sembrava nel remake della gara con il Lecce o di alcune del passato, dell'anno scorso in particolar modo, ma per fortuna è arrivato il gol allo scadere in pratica, perché altrimenti saremmo qui a parlare di un altro pareggio con lo Spezia. Lo so, però l'azione l'ha avuta in Napoli. Non è che la sofferenza Certo. io la vedo quando il Napoli soffre, quando quella squadra attacca, secondo me. Non si è messi tutti dietro. Ha fatto l'anticalcio, Cotti, capi? Sì, vabbè, ma era prevedibile che Gotti venisse a Napoli a difendersi così. Però stavolta non ci è riuscito bene, cioè, ci è riuscito per 2 anni consecutivi allo Spezia, capito? L'anno scorso neanche il Pinipotti ha vinto. 2 anni fa lo stesso, 30 tiri in Sì. porto, quest'anno ha pure 30 tiri e ci è andata bene, capito? Dico può andare sempre bene a sua Spezia. Ecco, la differenza è quella, quest'anno ci è andata Hai bene. capito? Per 2 anni ci è andata bene allora, capito? L'anno scorso ti ricordi, neanche un tiro in botte che ha fatto l'autorete e hanno vinto la partita. Il Napoli ha fatto Sì, 30 tiri. 2 anni fa lo stesso sì, quando c'era sì. Gattuso. Abbiamo perso 2-1, però il Napoli ha fatto 40 tiri. Quest'anno invece ci è andata male, Ma capito? tu chi vedi domani in campo? Raspadori o Simeone? Simeone, guarda, Simeone lo vedo Simeone. bene, capito? Mi ha fatto proprio Speriamo in bene. tenerezza Simeone, proprio mi ha emozionato quando ha segnato con Liverpool, appena entrato, cioè il sogno suo, capito? Gino? È una bella Sì, favola veramente, sì, no? sì. Assolutamente sì. Assolutamente sì. 2 minuti è entrato, lui il sogno da bambini, capito? L'intervista, poi è stata bella pure l'intervista che ha fatto, capito? Mi ha emozionato, per dire la verità. No, è proprio così, anche perché era quello che voleva, quello che ha sempre sognato, Esatto, come bravo, il dicevi sogno anche da tu. bambini, delle volte Sì, i sogni il si, tatuaggio come si sul dice? braccio che Bravo, lui ha, è un sogno che si esatto, realizza, esatto. ecco, questo intendevo. Va bene Peppe, ti ringrazio. Ciao, sempre grazie a te, ciao Ciro, ciao ciao. Ciao. Allora, Bobot22 dice Meretti di Lorenzo, Rachmani, Kim, Olivera, Gaetano, Lobot, Gazellischi, Politano, Simeone e Kvara. Questa è la probabile formazione di questo amico che dentro mette al posto di Anghissà Gaetano. Non lo so, io penso che giochi Anghissà, non penso giochi Gaetano, anche se mi farebbe piacere, però penso che a giocare non sarà Gianluca Gaetano quanto Anghissà. Bisogna vincere domani, perché vincere domani vuol dire mettere già davvero già in serie ipoteca il passaggio del turno, perché tu hai battuto il Liverpool al Maradona, vinci in trasferta con il Rangers, ti metti a 6 punti, già è comunque un'ottima classifica. Dovrebbe succedere l'imponderabile per non vedere il Napoli qualificato poi. Allora, è possibile che Kvara parti dalla panchina, dice Paolo Capasso? Io penso proprio di no. Andiamo al telefono, c'è Antonio, pronto? Ciao Ciro, Ciao Antonio, ben ritrovato. niente, volevo soffermarmi un attimo sulla Juve che stanno facendo un casino Sì, il gol era valido, però non ci dimentichiamo che al 90° minuto, e nessuno l'ha detto, il rigore che ha avuto la Juve non è il rigore.
perché il giocatore della Juve che va sul difensore della Salernitana e si butta a terra. Quindi bisogna dire quello e bisogna dire anche quell'altro. Un altro rigore che non ci hanno dato alla Salernitana. Che piangono a fare, no? Non devono piangere perché hanno rubato 60-70 scudetti in Italia. E poi per quanto riguarda le squadre che vengono a Napoli, queste squadre che non vengono a giocare a Napoli devono morire tutti al 90°, perché così si imparano a non fare gioco quando si deve giocare una partita di calcio, perché lo Spezia non ha fatto niente, ha fatto solo il non gioco. Non è che il Napoli ha sofferto, è che lo Spezia si è messo con il pullman dietro la porta e da lì non si è mossa. Ma dimmi tu, ma che squadre, ma perché non li tolgono proprio di mezzo queste squadre che non fanno gioco, che la gente va a vedere una partita, va a vedere 11 persone dentro la porta, ma che calcio è? Facciamo come in Però ti Olanda, posso che non dire ci che sono retrocessione e tutte le ti posso squadre si dire che noi giocano ci la abbiamo vinto, partita. E poi ci abbiamo vinto delle all'ultimo coppe europee con il volevano Napoli. che l'arbitro gli dava altri 5 minuti per vedere se poteva pareggiare. Prima 3-4 minuti per tirare un calcio, il portiere per tirare un calcio dal fondo. Poi quando hanno avuto il gol volevano giocare a pallone. Ma non si gioca così, non si gioca così, questo è la verità. Non Io è che ti il dico Napoli che ha però sofferto, il Napoli le palle gol con le ha fatte, ma non è che ha sofferto. Quello che no, ha sofferto sofferto è no, però stato ti dico l'Inter. Il Bayern sì, Monaco non ha, assolutamente sì. il Bayern Monaco non ha vinto, il Paris Saint-Germain ha vinto 1-0, poi chi ci sa più? La Juve non ha vinto, tutte le squadre che giocano in Europa hanno difficoltà perché queste squadre che stanno nei campionati non giocano a calcio, giocano a distruggere, questo è quello che volevo dire. Arrivederci. Va bene, ciao, ciao, grazie, grazie. Rispondo brevemente. Per quanto riguarda il rigore assegnato alla Juventus, non lo so se il difensore che va cioè o meglio, l'attaccante della Juve in quel caso, il moderato era Alexandro, non mi ricordo adesso precisamente, se va appunto, intanto vedete anche dalle immagini con il nostro Emanuele Bernardo, vi sta mostrando quelle che sono le immagini del nostro Claudio Russo e di Manuel Guardasole dello store che è allo stadio appunto di Glasgow, dove all'interno vi abbiamo mostrato anche la sciarpa in vendita. Potete tranquillamente andare su calcionapoli24.it dove trovate tutti ovviamente i dettagli e ascoltate anche le parole di Claudio Russo. Dicevo, sul fallo, secondo me lì rigore ci può stare, l'errore è evidente, però poi su Candreva, perché quello è un gol non da annullare, c'era Candreva che teneva in gioco. Riguardo invece le squadre che si difendono, non sono d'accordo sul fatto di eliminarle, come diceva il nostro amico prima, perché l'Italia ci ha vinto delle coppe internazionali con l'Italia in generale, ovviamente dico, tra club e nazionale, ci ha vinto delle coppe internazionali con il catenaccio, il solito, diciamo, il famoso catenaccio. Quindi è un modo di giocare che a noi dà ovviamente fastidio perché è un modo di giocare che ci crea nel Napoli e nel modo di giocare appunto del Napoli, scusate il gioco di parole, delle complicazioni ai fini realizzativi, che però è un modo di giocare che le squadre, soprattutto piccole, adottano in trasferta proprio per evitare di prendere goleade e soprattutto per cercare di prendere, magari di tenere la partita in bilico per provare a strappare anche un punto. Io vado al telefono perché abbiamo Antonio La Cambiale, pronto? Ciao Ciro. Ciao Antonio. Che stai combinando con questo telefono? Sto mettendo la cuffia, Ciro. Ah, ecco, non potevi metterla prima. Ciro, dimmi una cosa. Sì, dimmi.
Perché il Liverpool gioca con l'Ajax? Allora, Antonio, innanzitutto abbassa il volume del televisore e ascoltami dalle cuffie. Aspetta. Poi, ecco. Aspetta. Fatto? Sì, Siamo? Sì, sì. Ok. Allora, dicevo che perché il Liverpool gioca? Perché gioca in casa il Liverpool, Ciro. Gioca perché gli è stata data l'autorizzazione. Il Napoli invece è stata spostata. Ah, perché il Liverpool non è in Inghilterra. Sì, il Liverpool è in Inghilterra, ma i Rangers sono in Scozia e il feretro della regina Elisabetta si trova proprio in Scozia. Ah, ecco, perciò... vabbè, tanto lo stesso mi chiamo lo stesso, Ciro. Vabbè, ma questo è fuori discussione. Ma tu hai sentito non ci ho fatto all'esterno dello stadio? Sì, sì, ho sentito tutto. Le dico, sempre per piacere, di mandarmi qualche volta, Ciro, Vincenzo Prendino all'esterno dello stadio, se è possibile. Ma te l'ha spiegato Manuel Guardasole? Cioè, ti vorrei accoppiato all'esterno dello stadio, Ciro e Vincenzo. Sì. Vabbè, Che ne dici? vediamo cosa si potrà fare. Vedrà cosa si potrà fare. Vabbè, l'accoppiata è bellissima però. Oh no. C'è a chi piace e a chi non piace. Ma Ciro, ma che hai Magari a fatto? te piace e a tanti altri no. Hai aperto in casa, Ciro, hai aperto? Ho perso in casa? Io a casa mia non perdo mai, vinco sempre. No, la tua Juventus con la Torino ha perso in casa. Ah, vabbè, può capitare, può capitare. Ma, cioè, se mi piace a me come presidente, andrei in Italia la Juventus. Ah, sì, sì, assolutamente, figurati. Ci porteresti a giocare la Champions. Ciro, qual è il compito di oggi? Chi gioca? Chi La domanda di oggi è mercoledì? Esatto, chi tra Raspadori e Simeone? Io dico Simeone, Simeone, perfetto. perché potresti fare un 4 gol come in casa, capito Ciro? Ma noi speriamo che ne facciano anche uno soltanto, l'importante è che si vince. Ciro, dico una cosa, se in caso Liverpool Sì, pareggiasse e noi però vinciamo, aspetta, me lo dici? Aspetta, mi vuoi dire una cosa? Hai detto Raspadori, no, chi gioca? come chi gioca? Non ho capito il nome che hai detto, chi gioca? Hai detto non Raspadori, chi? Ah, beh, io l'ho detto così per dire, ho detto Simeone, Ah, Simeone, ok, ok, non avevo capito. si chiama Simeone, però l'ho detto io Simeone. Ah, ok, adesso è chiaro. Ciro, dico io, se in caso pareggia ex Liverpool e noi vincessimo, siamo con un piede agli ottavi, o mi sbaglio? Guarda, allora, se dovesse pareggiare, noi abbiamo 5 punti in più. Se dovesse invece vincere il Liverpool, ne abbiamo 3 in più. Ovviamente deve vincere il Napoli. Io credo che mettersi dopo 2 gare a 6 punti con altre 4, se non vado errato, sì, 4 gare ancora da giocare, è sicuramente un buon punto. Non è ancora un piede nella qualificazione, ma comunque è un buon punto perché sono 6 punti su quelli disponibili. A me mi spiace con la gente che hanno fatto i biglietti e ora perderanno tutto, C'è il perderanno. rimborso, c'è il rimborso per il biglietto dell'ingresso allo stadio, il Napoli ha fatto comunicato, entro il 14 di settembre si può fare richiesta per ricevere il rimborso del biglietto. Ciro, ultima cosa, mi fai una promessa. Se posso, Allora, se passiamo il turno, sì, se caso passiamo il turno, mi prometti che verrai tu e Vincenzo Verdino
a fare all'esterno dello stadio? Non te lo posso promettere perché non decido io. L'editore? Certo, è l'editore che decide. Io sono un semplice redattore, un semplice inviato, semplice giornalista che lavora per una testata come Calcio Napoli 24. Allora, caro editore, ti dico solo una cosa, c'hai dei professionisti nella tua televisione, questi qua che c'hai sono professionisti. Va bene, sarà sicuramente ascoltato il tuo appello. Siete dei giornalisti numero uno, Ciro. Grazie Antonio. Tu specialmente proprio sei number one, figlia. Sei troppo buono, troppo buono. Allora, un bacio a Manuele Bernardo, a te e tutta la lezione. Grazie. Alla prossima. Grazie, ciao Antonio, ciao. Allora, Paolo Capasso, grazie comunque ad Antonio per i complimenti. Dopo la Champions c'è sempre difficoltà nel vincere. Ciao ragazzi, la Juve non vincerà, dice Antonio De Rosa, neanche quest'anno. Questa è una mia opinione. Allegri allenatore mediocre, senza idee e senza gioco. Paolo Capasso dice: meno male che il Napoli non ha preso Bremer, ma ha preso Kim in difesa. Io Bremer l'avrei preso e come, perché è molto forte. Raga, ho letto di Lozano di nuovo infortunato. Cosa stavolta? Che è infortunato e influenzato. London e Francesco non si sono già risposti. Francesco, ma lo porta a Glasgow, lo ha detto anche Catapano e Credendino questa mattina a CN24 live. Sì, non ha preso parte all'allenamento. Io credo che non vada in trasferta domani. Avranno solo il rimborso dello stadio, però, dice Paolo Capasso. Sì, lo so che tu ti riferisci ovviamente al viaggio, però effettivamente sì, c'è il rimborso del biglietto d'ingresso allo stadio di Glasgow. Però è già qualcosa rispetto a non aver proprio nulla, aver perso, ma comunque ci sta che appunto si possa recuperare il costo del tagliando, almeno per fortuna si recupera il costo del tagliando. Potete ovviamente telefonare allo 081 353 4588, così come ha fatto Ciro da Napoli. Pronto? Ciao. Ciro, ascoltami dal telefono e non dal televisore. Dal telefono. Grazie. Dal telefono. Buongiorno e ben trovato. Mi senti? Sì, ti sento, dimmi tutto. Ben trovato a te. Senti, Grazie. io volevo sapere una cosa, no? Hanno rinviato questa partita di un giorno, giusto? Sì. Cioè, io la penso così, anziché di farlo in Scozia, perché non l'hanno fatto di martedì a San Paolo e poi il ritorno andavamo lì in Scozia? C'è stata anche questa idea. C'è stata anche questa idea, quella di invertire il campo, addirittura di giocare anche a campo neutro, si è pensato per un attimo, però poi si è deciso di giocare comunque in Scozia e di far sì che si giocasse con il settore ospiti chiuso, tant'è che il Napoli ha fatto sapere che la gara di ritorno vedrà il settore ospiti chiuso, quindi i Rangers non avranno i propri sostenitori quando verranno a giocare allo Stadio Maradona. Su questo non ci capisco pure, va bene così. Però io dico una cosa, non ci dimentichiamo che poi domenica c'è il Milan. Certo. Giocherà probabilmente a mio avviso, io credo che giocherà Raspadori con il Milan e Simeone in Champions con i Rangers, perché è un modo di giocare più fisico quello con il Glasgow, è un modo di giocare un po' più, tra virgolette, leggero con il Milan, anche se il Milan ha comunque dei difensori forti fisicamente. Ho capito. Comunque va bene, niente, faccio i complimenti per la trasmissione. Grazie Ciro. Grazie. Ciao, alla prossima. Alla prossima, grazie, ciao Ciro. Ciao, grazie a te, grazie a Ciro, grazie a Ciro. Grazie mille. Luca Recinto mi saluta, grazie Luca. Jenny Lopez, perché si devono sminuire sempre le vittorie del Napoli quando non domina? In Serie A non vedo nessuna squadra dominante, sei d'accordo Ciro? Assolutamente sì, Jenny.
mi riferisco soprattutto alla stampa napoletana. Io ti dico che invece la vittoria di domenica con lo Spezia è importantissima, perché era una gara complicata, una gara difficile, una gara che vedeva il Napoli in difficoltà perché non riusciva a trovare un gol, non riusciva a sbloccare il match. Il gol di Raspadori regala 3 punti e proietta il Napoli in testa alla classifica con Milan e con Atalanta. Quindi per me è una vittoria importantissima. Poi quando non domina, non domina, vince con un rimpallo, ce ne frega niente. L'importante è portare a casa il risultato, perché tanto il gioco poi arriverà. Non mi importa come si vince, l'importante è vincere, perché alla fine vince lo scudetto chi ha portato a casa più punti, non chi ha giocato meglio. Allegri forse in passato aveva ragione, quando, anche se poi parlava di circo, se voglio vedere uno spettacolo, disse Allegri quando giocava il Napoli di Sarri, io vado al circo. Visto che Allegri è l'uomo del cortomuso, voglio vincere anche io col cortomuso 1-0 al 90° con gol di Raspadori contro lo Spezia. Portare a casa 3 punti e non pareggiare con la Salernitana come è successo ieri sotto di 2 gol. Sono contento così, ecco, possiamo dirla tutta, no? Senza fare star male a nessuno. Rimpiazzare Di Lorenzo è un po' una schiappa, dice Vincenzo Vizioli. No, assolutamente no. Il capitano Di Lorenzo è un giocatore importante. Paolo Capasso, per fortuna contro il Napoli manca il migliore del Milan, Leao, questo è vero. Però al Napoli mancherà Osimhen. London, il Napoli ha fatto 30 tiri, 11 in porta, 63% possesso palla. Se gli altri si lamentano, lasciateli parlare. Sono d'accordo anche con te. Andiamo al telefono. Gennaro78, il mio amico, pronto? Ciao Gennaro. Ciao Ciro, buon pomeriggio. E allora? Però ti devo tirare le orecchie, Lo so, ma ho tentato, in pochi minuti ho cercato di chiamarti, ma non mi è stato possibile raggiungerti, perché io ecco, quel piccolo intervallo tra il primo e il secondo tempo ho fatto un tentativo. Ma ti non sei era... fatto il caffè? Dimmi la verità. No, mi devi dire la verità. Finito il primo tempo ti sei andato a fare il caffè. No, stavo qua e ho cercato di chiamarti perché te l'avevo promesso e purtroppo non mi è stato possibile. Allora, Vabbè, vediamo, la mia risposta la dovresti già conoscere. Per me il sostituto di Osimhen è Simeone, anche perché poi li vogliamo inserire pure lui perché ha fatto il gol, ma fino a quel momento io ho seguito pure le tue a un certo punto le registrazioni. Ha giocato male la squadra. Ho seguito e ho visto con tutto ciò che vi siete detti con i vari club che eri collegato, che alla fine il Raspadori alla fine ci stava facendo mangiare il fegato. Poi alla fine quello che stava giocando male. Che è il peggiore in campo, ma lui è che va a risolvere la partita agli ultimi minuti. Diciamo che è anche vero che le coppe tolgono energia, non tanto fisica ma soprattutto mentale, e l'abbiamo visto. L'Inter come ha vinto, lo stesso Milan come ha vinto aiutato da qualche rigorino, e l'Inter deve fare una statua d'oro al suo portiere, la stessa Juve inguardabile. Quindi diciamo che le coppe tolgono veramente tanto, la stessa Fiorentina, diciamo stasera vedremo pure la Roma. Quindi automaticamente quando si gioca a metà settimana, ma ripeto, non tanto fisiche perché siamo agli inizi della stagione, ma soprattutto mentali, poi dobbiamo cercare di recuperare al più presto, speriamo. Diciamo che domenica bene o male la cosa è bilanciata, perché dall'altra parte non ci sarà Leao, che è un'ira di Dio, è l'elemento è metà Milano, l'altra metà è il terzino, la Teo, e quindi questo purtroppo anche ci allegra un pochettino, perché si fa sì che se non c'è Osimhen dall'altra parte non c'è un pari su, non c'è Leao. Con Leao. Quindi parliamo prima di questa partita. Mio nipote che doveva andare a Glasgow e dice nonno, ma adesso il Napoli dobbiamo vedere come gli restituisci i soldi del biglietto. Poi non lo so, prima lo dicevo, l'aereo, allora perché lui doveva fare Napoli-Londra
e poi Londra doveva pigliare, avevano una macchina prenotata che li portava a Glasgow in 3 ore, 3-4 ore doveva arrivare. Sì, guarda, Adesso io da tutto questo, ti posso dire che i biglietti verranno rimborsati entro il 14, quindi ci sono 2 giorni di tempo per poter richiedere il rimborso dei biglietti che verranno accreditati di nuovo sul conto corrente sul dal conto quale corrente appunto è stata prestato. dalla sì, sarà utilizzato, quindi c'è comunicato Entro del 2 Napoli giorni proprio l'interessato deve andare sì, a richiedere il esattamente, entro due rimborso. giorni. Entro 2 giorni, entro il 14 di settembre si può richiedere il rimborso del biglietto che verrà poi Come riaccreditato si usa entro a un dire, ci mese. voleva pure la morte della regina, per carità, Ecco, ce la rimpiangiamo rimpiangiamo nel modo così umano, una donna che ha cambiato 96 anni e va venuta ancora 15 giorni prima, ne ha passata qua, ha passata là, e quanti onori c'è bisogno, perché è la regina. Sai a Bazzoletti che si è tagliato il biglietto in due banconote e disse a regina quanto fa? Senti quando tenne genio il re, rispose ecco. quello del bancolotto. Abbiamo E aggiunto dei purtroppo ci picchi voleva alti pure di la trash. morte della regina, ci voleva pure la morte della regina. Vabbè, la E questo regina poi pace non all'anima sua, capisco, questo ovviamente si fa dice a secco poi per storia. non far andare i tifosi per l'ordine pubblico, Perché per ordine perché loro già pubblico, sì, per prevedono che ordine ci pubblico. possono stare degli scontri, perché No, non è conoscono le una loro questione di tifoserie scontri. evidentemente. No, aspetta, Gennaro, aspetta. Secondo me facciamo un po' di confusione. Allora, i tifosi del Napoli, cioè il settore ospiti è stato chiuso perché la regina, in questo il feretro della regina si trova in Scozia e quindi c'è lo spostamento. Di E vabbè, ma conseguenza è non stata crede che fatta sta proprio a slittare per Glasgow? Non crede che sarà proprio a No, Glasgow per però la regina? Si può va da sé chiamare tutto va da sé che... l'esercito, tutte le forze dell'ordine e li dobbiamo convogliare sul funerale della regina che Quello porta viene nella fatto, giornata, quello ma la viene fatto. partita si vede la sera. Diciamo che ogni occasione è buona, quella di dire vabbè, evitiamoci comunque qualche cosa sempre può succedere dalle riposerie, diciamoci la morte della regina, l'occasione la morte va trovando l'occasione, come si usa dire, e lasciamo stare, non ci vanno. Mio nipote ci arriva, mio nipote va dappertutto, un nipote Sì, di 31 anni che vabbè, domani magari mi si va... compie, figura che domani era il suo compleanno, io gli avevo detto ma da già fai gli auguri per telefono, e dice, noi poi ci sentiamo. Praticamente invece domani gli è arrivato a fare personalmente di persone, quindi sarà qua. Ci è rimasto male perché lui, ti ripeto, non si perde beh, niente. immagino. È in Italia e all'estero. Qualche cosa, proprio qualche bomba, deve essere un'eccezione, se ne manca uno, ma non se ne perde uno. Va bene, voglio salutarti, dare spazio agli Va bene, altri. grazie. Abbiamo vinto una partita che in altre volte l'avremmo persa addirittura o pareggiato, come quella del Lecce. Spalletti ancora qualche cosa deve rivedere questo Dombelé, lo deve ancora far lavorare, lo deve affinare. Sì. E quindi rischiamo sempre, perdiamo un primo tempo. Io dico il contrario, mettiamo al sicuro prima il risultato e poi fai i cambi. Invece no, diciamo Non che sono Dombelé al d'accordo, momento ha bisogno ancora di, non solo lui, anche qualcun altro, lo stesso Raspadori. E poi è Per me il metodo Dombelé... di gioco che per- Raspadori non riesce ad inserirsi ancora, perché lui deve giocare a ridosso della punta centrale, come faceva nel Sassuolo a ridosso di Scamacca, giocava lui. Voglio salutarti Ciro per dare spazio ad altri Grazie e ci Gennaro, risentiamo domani. Va bene? Ciao, Ciao, tante ciao. cose, Ciro. Grazie, ciao. Volevo rispondere però a Gennaro su Dombelé. Allora, se sui cambi, allora, io credo che invece i cambi vadano fatti. La rosa del Napoli è ampia e quindi è stata completata per questo motivo, cioè è stata creata così per questo motivo, per dare spazio, la possibilità appunto a Spalletti di poter cambiare. Quindi è stato, è giusto per me invece fare turnover. Credo che per quanto riguarda Dombelé forse per lui serve magari qualche cambio in meno, cioè giocare in una squadra che cambia 6 undicesimi può creare qualche problema ad uno che è ancora non in condizione come Dombelé. Ecco, questo sì.
però io sono per far ruotare, perché se abbiamo comprato Raspadori, Simeone, Dombele e compagnia cantante, cioè, e poi li teniamo in panchina, no, meglio farli giocare. Poi ci sono dei giocatori che sono imprescindibili, Lobotka per esempio è uno di quelli, è entrato Lobotka al posto di Dombele e è cambiata la partita, ha fatto più Lobotka in mezz'ora che Dombele in un'ora, o giù di lì, più o meno, adesso non ricordo con precisione quando è entrato, all'intervallo, se non vado errato, vado a memoria. Ma ha fatto sicuramente molto di più Stanislav Lobotka di Dombele e la partita probabilmente è stata vinta proprio da lì, perché poi Lobotka apre verso destra, l'azione si evolve con Lozano che mette in mezzo, liscio nel cuore dell'area e Raspadori sul secondo palo fa gol. Quindi il Napoli per me deve cambiare, alcuni giocatori sono importanti come appunto Lobotka, però se tu metti Lobotka in campo tutte le partite capiterà la giornata che sarà no perché è stanco, quindi di conseguenza per me meglio il turnover. Andiamo avanti, attenzione a non sottovalutare i Rangers in casa con una squadra rigorosa, anzi rognosa da affrontare, il Biagio 26 ha ragione. Mettiamo a sicuro risultato, dice Lina Vernaccia. Diego Armando Romeo, per rispondere alla question, per me deve giocare Simeone subito e sempre finché non torna Osimhen. Sera a tutti, Alessio Ricciardi, giustissimo il turnover. Se poi Dombele, Raspadori e Elmas non fanno la differenza, hanno con lo Spezia o Lecce, la colpa non è di Spalletti, ma vuol dire che sono loro che non sono da Napoli. Bravissimo London, la penso proprio così. Anche domenica deve essere in campo il Ciolito, Diego Armando Romeo. Io penso che domani giochi il Ciolito, o meglio, mercoledì giochi il Ciolito Simeone e domenica possa giocare Raspadori. Però io vado al telefono perché abbiamo Claudio, pronto? Claudio Club Napoli da Latina, ciao Ciro. Ciao Claudio, ben ritrovato. Allora, due parole. Su Auriemma. Auriemma ha fatto una... No, fermati. Gli Non vuoi che altri lo colleghi dico? Non non lo dico, sono vabbè, problemi nostri. non lo dico. Vado all'altra domanda. Non sono problemi nostri. Vado all'altra Restiamo sulla domanda. partita. Esatto. Va bene, scusami, non volevo dire niente di particolare comunque, era solo una mia affermazione. E su questi personaggi, tipo la regina Elisabetta, no, che è morta e adesso è stata rinviata la partita, e su quando morì Papa Sì. Wojtyla, non so, beh, tu ci stavi, no? Che si fermò tutto, questi Certo. personaggi sono seguiti Certo. da miliardi di persone, sai, la regina in particolare, il Papa quando morì Wojtyla che era il 1990, no aspetta, non mi ricordo, 2004, ci fu anche lì rinvio, no? Se ne ricordi, tu c'eri forse, Giro. Sì, certo. E niente, sono personaggi seguiti da tutto il pianeta e niente, questo dobbiamo starci in questo rinvio perché sarà anche molto difficoltoso perché il Napoli riposerà di meno del Milan perché dovrà giocare oggi, dovrà giocare martedì, no? Il Napoli, giusto? Domani. Sì. Esatto. Sì. E ci sarà questo problema che riposerà meno. Vabbè, comunque dobbiamo rispettare questi personaggi che sono seguiti da tutto il mondo e niente. Poi va bene, non vuoi che ti dico quella cosa, ti dico soltanto come vedi la formazione del Napoli a Milano perché mancherà Leao e mi puoi dire le prime quattro, visto che c'è tutta questa confusione di approccio di classifica. E poi ti saluto e complimenti per la lezione e saluto a Emanuele. Ciao, grazie. Grazie Claudio. Allora, vuoi sapere le prime quattro di questa stagione, di questo campionato? Io credo che le prime quattro possano essere in ordine sparso, perché non so in questo momento onestamente chi può essere la favorita, perché vedo un po' di difficoltà per tutte. Mi auguro ovviamente che possa vincere lo scudetto il Napoli, questo è poco ma è sicuro. Poi vedo comunque Milan e Inter dentro, la quarta Roma, Juve, Lazio, secondo me se la giocano. La Juve ha un bel po' di difficoltà. La Roma mi sembrava, e l'ho anche detto più volte, un po' più forte, ma ha dei problemi ancora in questo momento che non ha sistemato, non riesce ad essere continuo, ha delle difficoltà. La sconfitta con l'Udinese pesantissima ne è dimostrazione, poi vedremo cosa accadrà questa sera, mentre per quanto riguarda la Lazio è quella che in questo avvio di stagione mi ha impressionato maggiormente.
noi tra l'altro ci abbiamo giocato contro e penso che sia nella lotta alla Champions ci può stare. Antonio da Casoria, pronto? Ciao Ciro, Ciao Antonio. stai bene? Benissimo. Hai ricevuto il pacco ieri? Sabato? Ho ricevuto il pacco, aspetta che mo mi sfugge, questa è un'altra perla che tu hai detto sabato, ma mi sfugge. Che hai detto Ciro? Non ti sento, parla più forte. Ho detto che mi sfugge la perla di saggezza che avevi detto sabato adesso. Che ti ha detto sabato? Non me lo ricordo, faccio tante cose, Anto. Va bene, ti hanno consegnato il pacco con le sfogliatelle. Le sfogliatelle, sì, no, non me le hanno consegnate le sfogliatelle. Ah, e quello una settimana mandano il babà e una settimana le sfogliatelle. Ecco, tu vuoi per forza diventare virale sui social, tu. Senti, ma lo scoop è un altro. Sai perché? Eccolo, attenzione. Emanuele Attenzione. Bernardo comincia a fare il taglio. Ma sai perché il Napoli ha vinto? Sai perché il Napoli ha sentiamo. vinto? No, non lo so. Perché ho telefonato io e non ha telefonato Gennaro. Oh, hai capito? E quindi sarà contento Gennaro adesso. No, Gennaro non è contento perché lui deve chiamare sempre. E non ha chiamato. Hai capito? Hai capito? Gennaro, Antonio ti ha dato la botta, Antonio. Hai capito? È bravo Ti ha Antonio. dato la botta, ma quello non c'è da dire, lui deve replicare poi la prossima volta. Io allora aspetto la chiamata. Parliamo di cose serie, Ciro, qua Sì, dimmi. ci stanno dimmi. molti patetici che aspettano che succeda qualcosa, hai capito? Però ti dico una cosa, No. Sì. io Raspadori non lo toglierei mai dalla squadra, sai perché? Perché? Ti dici che i giocatori forti devono giocare sempre, Assolutamente. quindi Raspadori deve andare sempre in campo, fin quando diciamo non è infortunato. Non è che Simeone è più centravanti, però la classe che c'ha Raspadori se la sognano qui. Per me fin quando non ci sto Simeone deve giocare sempre e poi può giocare Deve anche crescere di condizione, però. Come? Per me deve crescere di condizione. Sì, ma noi parliamo di Raspadori, no? Ma io insisto su una cosa. A parte Dembélé, vabbè, sta proprio fuori fase. Sì. Ci sta. Noi abbiamo il problema sulla fascia destra di Lorenzo, neanche sta girando bene. A te che ti pare? Sì, assolutamente sono d'accordo. E il problema è che là non ci abbiamo neanche il sostituto. Non è vero, perché vedi, lo diciamo sempre, c'è Zanoli che è sostituto, che non è a livello di Lorenzo, ma Zanoli è bravo, Cioè, io non sono d'accordo con chi dice che Zanoli. Sì, Zanoli è bravo, però lo dobbiamo vedere se è bravo, mi spiego no. Sì, ma tanto di Lorenzo le gioca tutte, quindi. Le gioca non tutte, ce l'abbiamo però avuto, stai tranquillo. non le può giocare tutto, specialmente adesso io lo vedo un po', come si dice, sta un poco fuori forma, speriamo che non fa come il Cialiscio l'anno scorso. Io solo questo ho paura. No, io ti dico che invece è solo un momento, poi il tempo cioè siamo ancora comunque a inizio stagione, siamo soltanto al 12 di settembre, campionato che è iniziato tra 2 giorni da un mese, quindi meno di un mese che è cominciato il campionato, ma tante partite già ha ravvicinate. giocato tutte le partite, hai capito? Praticamente, Lo so, se non sta bene in condizioni, verrà il momento che abbiamo qualche sorpresa, hai capito? Questa è la cosa che devono guardare bene. E noi speriamo di non avere sorprese.
speriamo di non avere... E poi un'altra cosa, io al posto di Almas, già te lo dissi, farei giocare Gaetano. È entrato Gaetano, hai visto? Ha fatto anche Ha benissimo. cambiato qualcosa, no? Io te lo dissi in diretta, no? Sì, sì. E qualcuno fece l'imbasciata ai Spalletti. Io ti dico, come dire, per me Gaetano è un giocatore che ci sta benissimo nell'organico del Napoli e che può avere il suo spazio. Ovviamente io ho avuto un'impressione, ti dico la verità, l'ho detto anche durante la live reaction dell'altro giorno. Io penso che i cambi che sono stati fatti in occasione della gara con lo Spezia, alcuni erano una sorta di risposta di Spalletti a chi aveva fatto determinate domande. Perché, per esempio, Gaetano, che fino a quel momento non aveva mai giocato, guarda caso entra in campo. Ora, io mi auguro invece di sbagliarmi e che invece sia entrato per merito e soprattutto che potrà trovare ancora più spazio. Però io a un certo punto ho avuto questo tipo di impressione, poi mi sbaglierò. No, è così, Ciro, tutto a posto, sono d'accordo. Va bene? Va bene, grazie. Va buono, Ti saluto, alla grazie. prossima, Ciro, ciao. Grazie. Ultimo minuto di trasmissione, allora leggiamo qualche altro messaggio, poi ovviamente ci salutiamo ricordandovi ovviamente tutti gli appuntamenti che ci saranno. Simeone alla giusta rabbia, dice Mariano Pellegrino, e agonismo per poter far bene nel sostituire Osimhen. London appunto, per questo Raspadori deve stare in panchina, rispondendo a Mariano. Poi dico Armando Romeo, ma abbiamo un valido sostituto, perché metterne fuori uno? Raspadori potrebbe sostituire Zelischi, per esempio, addirittura Kvara secondo me, ma non in luogo di Osimhen. Per esempio, perché Di Lorenzo non viene sostituito e gli altri sempre, o almeno spesso. Di Lorenzo è stato tra i peggiori con il Liverpool, secondo me Raspadori è l'unica posizione in cui non fa guai, è da esterno a sinistra, sia dietro la punta che da punta non serve a niente, dice London. Antonio Giglio, io sono contento ci sia Sirigu nello spogliatoio ad allevare grandi e piccini sul morale e nel carattere. Forza Napoli. Lina Vernaccia, Di Lorenzo anche l'anno scorso non ha mai avuto un cambio. Questo l'ultimo messaggio. Io voglio ovviamente ringraziare tutti quelli che ci hanno seguito in diretta, quelli che hanno ovviamente telefonato, tutti gli amici che su YouTube hanno lasciato il proprio messaggio. Ringrazio ovviamente Emanuele Bernardo in cabina di regia. Non mi resta che ricordarvi gli appuntamenti di domani con la rassegna stampa CN24 Live, i collegamenti da Glasgow con Claudio Russo e con Manuel Guardasole, con il filo diretto di domani, con ancora le conferenze stampa pre-gara dell'allenatore Van Bronckhorst e di Luciano Spalletti, oltre che dei relativi calciatori, che vi proporremo ovviamente su calcionapoli24.it e TV. Poi mercoledì sarà il grande giorno del match. Da Ciro Novellino è tutto. Appuntamento alla prossima. Ciao!